Mister, partiamo dalla prestazione generale. Avete avuto anche degli squilli con cui l'avreste potuta vincere la partita. Ha provato sicuramente a dare anche più minuti ad alcuni giocatori che avevano giocato meno per farne riposare altri. Sono mancate un po' di certezze forse nel gioco, nei passaggi, soprattutto nel primo tempo. Primo tempo non siamo entrati in campo con un atteggiamento giusto, tra virgolette. Eravamo un po' pigri, sia mentalmente, anche fisicamente non siamo entrati con la cattiveria giusta. Questo è innegabile. Secondo tempo abbiamo cambiato un po' atteggiamento e abbiamo provato, insomma, qualche occasione c'è stata. Nonostante tutto, anche il primo tempo abbiamo avuto la palla, quella con Barella, mi sembra, per fare gol. E ci deve servire da lezione, insomma, perché dobbiamo affrontare tutte le partite con l'atteggiamento giusto. Sapevamo che questa era una squadra fastidiosa, perché le ultime partite l'hanno dimostrato, e quindi prendere come esempio questa partita per continuare a fare il nostro percorso. A proposito di mentalità, le faccio un po' la domanda che ho fatto anche a Nanni. Avete fatto un campionato comunque abituati a guardare sempre a chi vi stava davanti. Dopo l'ultima settimana inizia un campionato in cui dovete fare anche un ragionamento su chi vi sta dietro e cambia un po' la vostra prospettiva? Ma cioè, se cominciamo a ragionare su chi sta avanti, noi dobbiamo andare a fare tutte le partite, fare il massimo e riuscire a fare più punti possibili da qua alla fine, perché poi ci sono anche dei vantaggi, no? Arrivare nelle posizioni più alte possibili. Quindi senza fare troppi ragionamenti, troppi calcoli, ragionare partita dopo partita e ripeto, oggi la dobbiamo prendere come esempio, perché se non scendiamo in campo con la cattiveria giusta, che a me sono anche frasi, luoghi comuni che si dicono, no? Quando per oggi effettivamente loro sono partiti, erano più cattivi, erano più determinati, le mezze palle le prendevano tutte loro e su questo, insomma, il primo tempo abbiamo ragionato su questo e il secondo tempo quantomeno c'è stato un atteggiamento diverso. Ha citato prima l'episodio di Varela. A livello tattico, l'ho utilizzato nei primi mesi su un lato del campo, ultimamente lo sta rispostando a sinistra, ha sbagliato proprio su quel piede che diciamo non è quello dove magari si trova sempre più a suo agio. È una scelta perché magari lo sceglie più lì o invece che a destra? Diciamo che conoscendo le caratteristiche del ragazzo, lui è un ragazzo più da binario che da mezzi spazi e quindi cerchiamo di sfruttarle come caratteristiche e anche lui preferisce giocare a sinistra perché tante volte rientra col destro per calciare in porta però chiaramente quando cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni, no? Di attaccare bene la profondità diciamo, sono le caratteristiche poi che determinano la posizione. Trovate subito in campo il fatto che oggi si sia rivisto D'Amento e si sia rivisto Scotto comunque amplia le rotazioni che non è male. Sì, poi chiaramente poi martedì si gioca subito, quindi valutiamo un po' tutta la situazione già da domani. Però già, come dici tu, riavere D'Ametto per 90 minuti, Gigi che è rientrato, Masala che era un po' che non faceva insomma scampoli di partita, lo stesso Massinu che veniva da un periodo, insomma, questo è anche un segnale importante per il proseguo del campionato. Restando sulle scelte anche, come mai il cambio nel primo tempo? Cioè è una scelta tecnica o ha avuto anche dei problemi Carboni? No, non ho avuto problemi, però abbiamo ritenuto insomma che ci mancava quel tipo di giocatore là davanti alla difesa e quindi abbiamo fatto questa scelta e abbiamo tra virgolette tolto Michele perché in quel momento ci servava la soluzione più giusta.
ma era più che altro per mettere un giocatore lì davanti che anche, perché Daniele anche quando non prende palla, però i suoi movimenti libera spazi per gli altri e quindi ci serviva un giocatore del genere. E non ne abbiamo parlato, facciamo anche un passaggio sull'ultimo episodio, no? Quello che ha visto segnare, poi gol annullato. Rivedendolo sembra che il tocco di Gigi comunque ci sia stato. Sinceramente ancora non l'ho visto, però insomma, chi l'ha rivisto sembra che ci sia stato il tocco di Gigi. Peccato, perché insomma, il gol all'ultimo secondo poteva essere, insomma, portare i 3 punti. Mister, un punto importante sia per la vostra classifica, ma soprattutto per come è arrivato, perché avete dimostrato, come già avete fatto nelle ultime settimane, di essere una squadra quadrata, compatta, che sicuramente non vuole mollare nella lotta a salvezza. No, questi ragazzi stanno dando l'anima, hanno veramente, come abbiamo fatto con l'Entella, come abbiamo fatto con l'Eternano, come abbiamo fatto oggi, cerchiamo di giocarci le partite senza arroccarci, cercando di andare in avanti, di pressare, di correre. È chiaro che magari possiamo pagare qualcosa in qualità, però mai dobbiamo pagare qualcosa in spirito di sacrificio, in cuore, in aggressività, in voglia di andare oltre i nostri limiti, perché solo così ci possiamo salvare. È arrivato in corsa. La classifica è comunque difficile perché si è creato una sorta di divario, no? Per le squadre che vogliono salvarsi in maniera diretta e chi andrà ai play-out. E chiedo dove dovete essere bravi nell'aver trovato ora questa costanza per continuare a scalare mattoncino mattoncino, cosa serve? Magari non incontrare la Torre sicuramente, e quello è un aiuto, ci può dare un aiuto, no? Perché comunque venire qua è veramente complicato, perché offre giocatori forti, una squadra veramente forte, e poi dobbiamo cercare di magari mettere a frutto quelle palle che abbiamo recuperato, perché ci sono state 2 o 3 situazioni che magari con l'ultimo passaggio fatto meglio potevamo anche fare gol, anche qua, e quindi questo mi fa ben sperare. Poi è normale che già un pareggio con la Torres possiamo solo essere soddisfatti. Nicola, partiamo dalla fine, ovviamente. Quel gol annullato, rivedendolo, sembra che il tocco di Gigi c'è stato. Raccontaci un po' quegli ultimi istanti. Sì, no, ci abbiamo creduto fino alla fine, sapevo che comunque le palle sarebbero arrivate, è un peccato perché magari non è stata la miglior prestazione nostra a livello di collettivo nei 90 minuti, però volevamo vincerla e comunque ci credevamo fino alla fine. Ecco, magari cercando di vincere in maniera un po' più sporca, però è andata così. Immagino che il gol lo volevi anche fortemente, no? Dopo un periodo anche non semplicissimo, cosa hai pensato quando hai visto l'assistente con la bandierina su? È chiaro che ho rosicato, però non era tanto a un livello personale, che comunque ci tengo, è per il gruppo al quale sono affezionato, e servivano i 3 punti per ripartire magari dopo una sconfitta che a livello morale ci ha fatto male l'ambiente, però ripartiamo da domani per fare ancora meglio. Hai detto no, sicuramente non una delle migliori prestazioni, ovviamente inutile girarci intorno. Cos'è mancato? Avete un po' provato a sperimentare anche mettendo giocatori che avevano giocato meno? È mancato un po' di feeling forse nel gioco. Sì, diciamo che sapevamo comunque che avremmo incontrato una squadra tosta che veniva da delle vittorie importanti, e è chiaro che magari a volte abbiamo fatto fatica a trovare l'uomo libero e qualche seconda palla siamo mancati. Però ti ripeto, dal campo quando sono entrato si percepivano comunque compagni sul pezzo, magari non la prestazione più pulita a livello tecnico, però ci tenevamo per i tifosi a ripartire con 3 punti in casa, ed è un peccato. E anche mentalmente, sconfitta a Terni, ora pareggio in casa, chiaro che entrate nell'ottica di ragionare nel trovare le migliori condizioni possibili per il finale di stagione, guardando anche un po' i vari incastri playoff. Cambia un po' forse la vostra mentalità per l'ultima parte di campionato? Secondo me no, nel senso che da inizio anno siamo improntati a lavorare su noi stessi, e quindi è un continuo miglioramento, è un continuo arrivare al campo per cercare di essere migliori giorno dopo giorno. E è chiaro che noi assieme all'ambiente, assieme al pubblico vogliamo fornire prestazioni importanti, vogliamo guardare i 3 punti e non solo al piazzamento piuttosto che ottica playoff, perché non è questo che si merita l'ambiente. Penso che si passi da vittorie e vincere aiuta a vincere, quindi da domani noi ripartiamo per fare 3 punti. Siete in campo presto, tornate subito in campo fra 72 ore. C'è il discorso della fatica, o forse anche meno? Secondo me sì, chiaro, è stata una partita dispendiosa, però va anche bene giocare subito, ci vogliamo riscattare da subito a livello di impatto in campo e a livello di prestazione. Secondo me aveva un'opportunità martedì, che è quella di ripartire subito. Domani torniamo già in campo per
per preparare Perugia. Direttore Fantoni, siamo al termine di una partita che definire sofferta è dire poco, perché comunque la Puteolana è una squadra che tutti conosciamo, però il Latte Dolce ha mostrato il carattere, ha mostrato la grinta ed è riuscito a portare a casa una vittoria fondamentale che scaccia la crisi, merito anche della cura di Mister Fini. Ciao, buonasera a tutti. Ma direi sì, finalmente, direi insomma, dopo un periodo purtroppo con risultati che non ci premiavano, 6 giornate consecutive, insomma, siamo stati costretti, come ben sapete, a fare quello che abbiamo fatto, ma direi perché credo che non ci fosse un'alternativa, insomma. Chi fa calcio sa che queste cose succedono, e così è stato, anche se non fa mai piacere, però il calcio è questo. Sì, direi che quello che abbiamo fatto era questo, volevamo e aspettavamo appunto una reazione sotto ogni punto di vista. La scossa c'è stata obiettivamente, oggi è una partita difficilissima, ma ritengo che saranno tutte così, saranno altre 7 finali, l'intensità dovrà essere sempre questa, perché la D in questo momento è delicatissima, c'è chi vuole vincere, c'è chi non vuole retrocedere, chi vuole evitare i play-out, per cui saranno 7 battaglie. 8 con questa che è appena finita. Sì, direi sì, avevamo di fronte un grande avversario che arrivava anche lei da 2 risultati negativi, se non erro, per cui sono arrivati qua molto agguerriti, sono partiti tra l'altro molto bene, noi eravamo abbastanza contratti, ma ci può anche stare perché insomma quando arrivi da 6 risultati negativi penso che non sia semplice, però qua è stato bravo il mister a dare quella determinazione giusta e quella cazzima, come dicono da qualche altra parte, che ho visto in campo dopo il primo quarto d'ora, insomma. Partita difficile, però ben giocata, credo che alla fine forse il risultato sia anche corretto, perché obiettivamente abbiamo avuto diverse occasioni da gol, non è stata una gran bella partita, però le occasioni, se vado a valutarle, credo che fossero tutte a vantaggio del Latte Dolce. Ecco, invece da un punto di vista societario, come avete vissuto queste settimane che comunque sono state difficili, perché passare da un 8° posto a pochissimi punti dalla zona retrocessione immagino non sia stato semplice, cosa vi ha permesso anche di venire fuori e come l'avete vissuto? Ma noi insomma mi è sembrato di rivivere quello che è successo lo scorso anno, e quest'anno obiettivamente insomma non volevamo vivere una situazione del genere, sono cose sempre antipatiche, ahimè, però è così. Non avevamo, ribadisco come ho detto prima, alternative, una scorsa andava data perché altrimenti magari se non la facevi le cose andavano male e ti restava l'amore in bocca per non aver forse fatto il possibile. Speriamo che insomma sia la svolta giusta, siamo partiti col piede giusto e mi auguro di proseguire così. Ora arriva la sosta, un momento, forse una sosta che arriva nel momento migliore, perché comunque avete vinto, però avete anche un nuovo mister in panchina e avete anche tempo a disposizione per affinare le nuove idee di Mister Fini. Certo, il mister questa settimana insomma non è che potesse fare granché, ha lavorato molto soprattutto sulla testa dei ragazzi, che proprio era quello secondo me il buco che si è creato in quest'ultimo periodo, perché altrimenti è proprio inspiegabile la situazione che è capitata, insomma, da un buon girone d'andata a quello che stava capitando sino all'altro ieri. Dispiace molto per chi è andato via, tra l'altro ottime persone qualitativamente, anche molto preparate da un punto di vista tecnico. Però ripeto, a volte sai, ti sfuggono di mano situazioni che non si riesce a capire quale sia la vera causa, quindi l'unica svolta era quella che di provare a cambiare un po' tutto e ci ha premiato insomma sino adesso, però ripeto, mancano ancora 7 battaglie, lunghissima, non abbiamo fatto assolutamente nulla, campionato difficile, speriamo di replicare almeno altri 4 o 5 risultati così, insomma. Mister Fini chiedeva la scossa e la scossa si è vista soprattutto in termini di atteggiamento, che era quello che voleva, ma anche e soprattutto in termini difensivi. Il suo Latte Dolce ha tenuto bene botta contro una squadra di grandissimo livello, clean sheet e 3 punti che sono fondamentali per la corsa a salvezza. Beh, innanzitutto ci tengo veramente a dire il grande lavoro che è stato fatto da chi mi ha preceduto, che è Gabriele con Tommaso, Sandro, che sono i membri dello staff che oggi non ci sono più perché ho trovato una squadra in salute, una squadra che fisicamente sta bene. Sì, abbiamo lavorato da settimana con buona intensità, anche secondo me buonissima intensità,
e cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi. Venire fuori dopo 6 sconfitte non era semplice, non è per niente scontato, e in alcuni momenti della partita questa paura di sbagliare, che quella condizione, diciamo, di aver perso tutte quelle partite ti porta, si è vista. Quindi mi auguro che in futuro la squadra possa essere ancora più tranquilla, più serena, perché ci sono delle qualità importanti e credo che si possa fare un finale di stagione molto positivo. Ecco, si è vista già subito la sua mano, mister, in particolare anche nelle scelte che ha fatto in campo, perché comunque si è rivisto Ruggiu dal primo minuto, che comunque è un giocatore giovane ma che ha fatto ben vedere in questa stagione, anche per quanto riguarda la scelta del quartetto difensivo, appunto con Ferrante, Cabece e Pinna schierati insieme, ma anche e soprattutto da un punto di vista proprio della tipologia di gioco, nel come sviluppare proprio l'azione, magari essendo più propositivi col pallone tra i piedi, magari andando meno a cercare le ripartenze. Ma la verità, io sono venuto qua da martedì e quindi ho detto ai ragazzi: resettiamo tutto quello che c'è stato nell'ultimo periodo, resettiamo tutto. Sicuramente ripensate ai momenti in cui si andava bene, perché comunque quelli aiutano sempre. Era una squadra che secondo me aveva perso un po' di autostima, no? Quindi abbiamo cercato di lavorare su questo aspetto qua. Io ho fatto scelte in funzione di quello che ho visto durante la settimana, e ho scelto vedendo e valutando, ma il ruolo dell'allenatore prevede sempre, no, che debba fare delle scelte, però chi non è stato scelto non è stato escluso assolutamente, perché io non la penso assolutamente così. Penso che si debbano fare delle scelte e chi in quel momento non è stato scelto non si debba sentire assolutamente escluso, perché in 8 partite spazio ce n'è e ce ne sarà per tutti. Ecco, invece ora arriva la pausa, come dicevamo col direttore Fantoni, arriva questa pausa nel momento giusto, perché appunto le dà modo di poter lavorare con maggiore tranquillità, per dare meglio, appunto, con maggiore tempo anche le sue idee, ma soprattutto andare alla pausa con 3 punti fondamentali in tasca aiuta appunto il morale, quello che stava mancando. Ecco. Diciamo che era quello che tutti ci aspettavamo, no? Ci aspettavamo pure di affrontare una squadra tosta, una squadra importante per il campionato, una squadra che magari nell'ultimo periodo ha avuto qualche battuta d'arresto, però sapevamo che non era semplice, ed era quello che volevamo tutti, questa vittoria per ridare un po' di tranquillità, serenità all'ambiente, ai ragazzi. E come ho detto a loro, nel calcio si vince, si perde, c'è sempre un equilibrio che bisogna mantenere e rispettare nelle due situazioni. È molto più semplice o più leggera una vittoria, che ti dà consapevolezza di essere bravo o forte, e invece una sconfitta solamente ti appesantisce molto di più, ti fa perdere quella sicurezza, quell'autostima che magari hai pensato sempre di avere. Figuriamoci dopo 6 sconfitte, che morale potevano avere questi ragazzi. Quindi sono stati bravi loro, hanno lottato fino all'ultimo minuto, e diciamo che siamo tutti contenti alla fine. Ecco, mi prendo lo spazio per l'ultima domanda, perché comunque uno delle bestie nere, mi passi il termine, di quest'anno del latte dolce sono state le trasferte. Nel finale di campionato, in queste gare che mancano alla fine, ci saranno diverse trasferte impegnative. Ecco, secondo lei, non le chiedo magari cosa è mancato in trasferta, perché comunque ha visto sicuramente Latte Dolce, però c'è da poco tempo qua Latte Dolce, però come si approcciano le trasferte e soprattutto cercare di sfatare un altro tabù dopo le 6 sconfitte consecutive? Io penso che ogni partita si prepari e si debba affrontare nel modo giusto, sotto tutti gli aspetti tecnici, caratteriali, che si giochi in casa, dove sicuramente magari hai più possibilità di fare la partita, rispetto a quando giochi fuori, dove magari devi essere più unito, compatto e sacrificarti un po' di più, no, per la squadra. Noi le prepareremo di volta in volta. L'idea è quello di andare ovunque, che si giochi in casa, che si giochi fuori, con la stessa mentalità. È l'unica soluzione, l'unica cosa che serve, no? Non si può cercare altro, no? Adesso il trend è negativo, cercheremo di invertirlo.
Dicevamo, sono indicativi i dati del rendimento, diciamo, con Acciaro sulla panchina, su 4 gare disputate, 2 vittorie, un solo pareggio, 6 gol fatti, 3 subiti. Questo può essere un segnale di una ripresa, diciamo, di una scossa da parte di questa squadra? Beh, assolutamente, l'unione di marcia è più che positivo, la squadra in un momento delicato ha reagito bene al cambio di conduzione tecnica, il mister ha messo in campo tutta la sua esperienza e tutta la sua grinta, tutto il suo attaccamento a quello che sono i nostri colori per trasformarla innanzitutto in fiducia da infondere ai ragazzi. Presidente, un'ultima battuta poi sul futuro, adesso andrete a giocare sul campo dell'Anzio, una squadra che in casa in quest'ultimo periodo sta facendo un po' fatica, da dicembre che non vince contro il Real Monterotondo. Come affronterete questa sfida, soprattutto dopo una grande vittoria che sicuramente infonderà fiducia all'ambiente? Hai detto bene, la affronteremo innanzitutto con grande fiducia, con umiltà nel rispetto all'avversario, ma con grande fame, quella che stiamo vedendo nelle ultime partite. E quindi andiamo là ovviamente per non tornare a mani vuote, speriamo poi di tornare col massimo risultato, ma l'importante è sempre non lasciare più punti per strada. E mi pare che con l'occasione noi potremmo raggiungerli in classifica, quindi sicuramente ci sono tante motivazioni. Affrontiamo questa sosta con serenità, ripeto, con fiducia e poi lavoreremo bene come stiamo lavorando ultimamente per affrontarla al meglio. Mario Pisacane, arriva una grande vittoria in rimonta contro la capolista Roma, la vittoria del gruppo. Abbiamo fatto una partita importante sotto tantissimi profili. La squadra ha fatto quello che gli ho chiesto, ha giocato con coraggio, con personalità, rispettando l'avversario ma non temendolo. Questo alla fine ha pagato. Faccio i complimenti alla squadra perché, come hai detto, il gruppo oggi ha vinto su tutto, metaforicamente parlando, per cui sono felice. Diciamo che dopo il gol subito insomma, la partita poteva prendere una piega diversa, invece siete stati bravi e abili a riprenderla subito e di fatto poi a condurla, perché se c'è chi ha condotto la partita è stato il Cagliari. Come dicevo prima, i ragazzi hanno fatto quello che ho preparato. È normale che quando prendi gol dopo 6 minuti sembrava di rivivere un po' la partita dello scorso anno qui con loro, quando dopo 7-8 minuti abbiamo preso gol da fuori. Diciamo che siamo oltremodo contenti perché la squadra oggi ha dimostrato uno step importante da questo punto di vista. Ha saputo prendere il cazzotto, l'ha incassato, ma non si è disunita, ha continuato a fare quello che ha preparato e l'ha fatto in modo egregio e questo alla fine ha pagato. Non è facile contro una squadra che è un rullo compressore, che ha tutte le carte per vincere il campionato, per questo penso che la squadra oggi abbia fatto qualcosa che è andato oltre quello che poi realmente ci può dire il campo. Proprio per questo i complimenti penso che siano doverosi da parte mia, ma che valgono il doppio. Un allenatore di solito non ama parlare di singoli, però oggi si è rivisto un Langella che non giocava da settembre, decisivo nell'azione dell'assist del pareggio di Asciur. Abbiamo visto anche i compagni esultare con lui in maniera particolare. Matteo è un ragazzo che ha sofferto tantissimo, purtroppo l'abbiamo avuto pochissimo, era un giocatore che doveva sostituire Idrissi, che non era facile. Però in questi mesi chi l'ha rimpiazzato l'ha fatto in maniera importante, penso a Nicola Grandu. Avrei fatto comunque un passaggio su Matteo perché so quanto ha sofferto, sappiamo quanto è stato male stando al bordo del campo per quasi 6 mesi. Però vorrei fare complimenti anche allo staff che ha fatto in modo di portarlo oggi a una condizione accettabile, perché Matteo arriva subito e parte dal primo minuto contro un avversario che ha gamba, che ha qualità, per cui è una partita che richiede tantissimo stress emotivo.
oltre che fisico. E questo dimostra ancora di più che non avevamo sbagliato nell'individuare Langella come il sostituto di Drissi. Ci auguriamo che da qui alla fine possa dare il suo contributo perché ha delle qualità importanti. Ecco, l'ultima, diciamo che questa vittoria è il modo migliore per preparare la gara di mercoledì di Coppa Italia contro la Juve. Sì, ci dà quella spinta che poi diventa anche un po' astratta, no? Perché al netto del risultato, comunque, come dico sempre dopo le gare, ci sono 2 minuti per ridere e 2 minuti per piangere. Ecco, oggi mi piace sottolineare questo, che ci saranno poche ore per ridere, lo faremo sicuramente più, come posso dire, con un senso di soddisfazione, però da domani mettiamo la Juve nel mirino perché i ragazzi devono capire che chi si accontenta oggi perde domani. È un passo che abbiamo fatto, oggi abbiamo dimostrato comunque a chi ci guarda da casa, penso alle squadre che comunque compongono questo torneo, che noi ci siamo. Siamo fastidiosi, abbiamo fame, abbiamo una mentalità ben precisa e vogliamo giocarci le nostre carte mercoledì perché i ragazzi sanno che possono scrivere qualcosa di importante.